La legge della vostra chiesa e quella della vostra società mi inseguivano con una condanna. Sa cosa diceva la sentenza emessa su di me dal Tribunale di Milano? Che se fossi caduto vivo nelle vostre mani, il mio cadavere sarebbe stato smembrato in tanti pezzi quanti erano i delitti che avevo commesso. Ma per il delitto più grande, quello che è anche la mia gloria, per la bestemmia, dove avreste dovuto appendermelo il labbro, in mezzo alle nuvole, sulle ali di un caravel maledetto. Prima di cadere io stesso nelle mani della legge, volevo vederla, parlarle un'altra volta. Per questo ho accettato l'invito dei Taverna. Sono arrivato di notte. Milano era sepolta nel grigio, nella guazza, nella nebbia. Fermati, amore mio, fermati! Quella dove stai mettendo piede non è la città dei nostri baci. È la Milano della peste, degli agguati, delle torture, dei tradimenti. Fermati! Ascolta la mia voce! Mantenuta in casa 2 giorni. Poi la seconda sera, dopo avermi fatto bere, m'han detto che giù in cantina avevano preparato un'orgia. Lo vedete? È lo schifo di Monza e di Milano! L'amante delle suore! Il bestemmiatore, lo stupratore, il blasfemo! L'assassino dei cristiani! Allora, come se tutto avvenisse per un ordine, ho avuto solo il tempo di sentire il balzo del boia! La tua testa! Povero amore, il tuo corpo gettato giù nel fondo più umido e buio delle fogne.